Gero Acquisto, oggi il settore bancario e assicurativo della UIL in congresso qui ad Agrigento. Sì, abbiamo aperto la stagione congressuale, la UIL in tutti i territori deve svolgere e in tutte le categorie dobbiamo svolgere i congressi. Il nostro confederale ad Agrigento lo celebreremo il 12 di marzo e quindi prima del 12 di marzo tutte le categorie devono svolgere e celebrare i congressi. Quindi migliaia di iscritti si stanno organizzando per rinnovare le cariche, per rinnovare i rappresentanti e per portare avanti il buon nome della nostra organizzazione. Oggi presente a questo congresso del settore assicurativo e bancario della UIL, sul piatto tante le tematiche del settore. Ecco, qual è la strategia della UIL verso i tanti dipendenti e i tanti lavoratori del settore? Ma la prima cosa è stare vicino alle persone e cercare di dare loro risposte sia sul piano professionale che sul piano umano e personale, perché i lavoratori delle banche e delle assicurazioni passano periodi molto complicati a seguito di pressioni commerciali crescenti, di riduzione di personale che aumenta i carichi di lavoro, quindi condizioni di stress sempre più importanti. Quindi per noi il benessere lavorativo è centrale e si sostiene se manteniamo degli ottimi livelli occupazionali e se possibile li facciamo crescere, invertendo quella teoria per cui più digitalizzazione, più intelligenza artificiale significa meno personale. Noi non siamo d'accordo e su questa l'onda di questa partita noi continuiamo a insistere che le banche devono mantenere i loro presidi sul territorio, non abbandonandoli né dal punto di vista economico né dal punto di vista sociale, perché se così ci rimettono soprattutto le persone più fragili e quindi crediamo che la nostra lotta contro la desertificazione bancaria debba continuare e chiediamo che le banche ci ascoltino sotto questo punto di vista. C'è la concorrenza online. Lo sappiamo, ma si possono fare delle attività con la consulenza online, ma il contatto umano con le persone e con professionisti come sono le lavoratrici e i lavoratori bancari per scelte importanti di vita che le persone fanno quando decidono di investire i propri risparmi o di aprire un mutuo o di fare comunque operazioni economiche è indispensabile. Quindi noi crediamo che le cose non siano, una cosa non sostituisca l'altra, ci possono essere entrambe, siamo pronti a discutere come sempre anche per creare nuove attività, nuovi mestieri, nuove mansioni che i colleghi possono svolgere per essere sempre di più e meglio al servizio delle persone e dei territori. Tutti i congressi hanno la loro importanza e la loro dignità, che noi celebriamo ogni 4 anni, rinnovando le cariche e la fiducia nelle persone che rappresentano i lavoratori per ogni settore e per ogni provincia. Quindi Agrigento per noi è una provincia importante, come WILC siamo fortemente rappresentativi e abbiamo il dovere di rappresentare nella maniera corretta i nostri assistiti e per cui ritengo che sia un congresso importante da celebrare e che è anche un momento per fare la sintesi sul lavoro che si è fatto su quello che c'è da fare.